Buongiorno a tutti e benvenuti a questa 30ª edizione dei concerti meridiani. Per chi è la prima volta che viene, vi do alcune informazioni su come si svolge questa manifestazione. È innanzitutto organizzata da Rotary Vittorio Veneto e Rotary Conegliano. Questi sono concerti organizzati con le scuole di musica per far conoscere sia i musicisti che queste scuole di musica. Sono fatti a titolo gratuito da queste scuole e anzi vi ricordo che alla fine c'è la necessità di buttare qualche soldino nella cassettina che trovate in fondo, perché è tutto gratuito, però cerchiamo di aiutare queste scuole e questi ragazzi che si impegnano nella musica. Siamo in diretta con Vive TV che ci riprende e potete vedere anche in Facebook e YouTube. Poi dopo voglio ringraziare innanzitutto la scuola che oggi ci porta i ragazzi, che è la Clara Schumann Musica e Cultura di Paese, e i ragazzi che sono presenti, cioè all'arpa Cecilia Melin Toffoli e al clarinetto Alvise Bernaus. Ringraziamenti al Duomo che ci dà l'agibilità di questa sala, questa magnifica sala, e anzi dopo vi do due notizie di questa sala e anzi parto proprio con questo qua. Sappiate che fra una quindicina di giorni avremo un periodo di presentazione di questo restauro che è stato fatto della sala. Troverete in giro sia i banner, sia delle cose e anche degli avvisi nei negozi e roba del genere. Però vi do alcune già anticipazioni. Sabato 16 alle 20:45 in Duomo c'è un concerto del coro polifonico di Belluno con il soprano Roberta Canziani. Invece sabato 23 è l'inaugurazione ufficiale alle 10:30 qui in sala di Battuti, e poi domenica 24 alle 18:30 sempre in Duomo dei vespri musicali che troverete appunto pubblicizzati in questi banner. Sarà presente il Vescovo, perché questa sala logicamente fa parte dei beni della parrocchia e il Vescovo parteciperà a queste giornate. Basta così, io non ho altro da aggiungere, quindi buon ascolto e vi faccio entrare i ragazzi.
Bravo. Oltre al ringraziamento a voi, ringraziamo anche la scuola ancora, quindi anche la vostra preside, Paola Ianello, grazie infinite. Abbiamo i soliti attestati che potete tenere per voi come ricordo di questa giornata. Scusa. Grazie. E poi per te, Cecilia. Grazie a voi. Approfitto anche per ricordare che domenica prossima saremo sempre presenti qui con il chitarrista Giovanni Giuliani, che abbiamo già avuto il piacere di sentirlo suonare la chitarra alla chiesetta del Salute giù. Bravo ragazzo anche quello, quindi merita di essere ascoltato. Chiudiamo così dicendovi che la gratuità di questa giornata e quindi vi prego di ricordarvi che c'è in fondo alla sala c'è la cassettina per le offerte, perché tutti i soldi che raccogliamo e quelli che vengono dati dai Rotary vengono girati paro paro alle scuole che ci fanno questo servizio. Grazie infinite ancora.